Eris un'operazione dei squadra mobile de Casteddu che ti sperdi una grefa criminale strutturata che va chi ha traffico e vendita de droga in sue Casteddu. Ruolo definioso rete e stabile de contattos, de va chi han parte pregiudicause incensuraor, finza al minorennese, tre chi al misura cautelare, schimbia sor domiciliare sotto in carcere, una des personas arrestadas es assessore a subir de viabilità de igiene urbana de su comune de Ceragius, Luigi Gessa, su sindico Pierluigi Concu, Custumanzano, ha firmato su decreto de revoca desas delegas assessoriales desas indagines essin a capo a attivitades illicitas chi lu riguardano ma non risulta chi bintre su traffico de droga. Desos elementos collior di apparrere chi ha patingarrigao calicuno pro brusiare sa macchina des ex cumpanza e chi su contatto si attistau chi in chi evita capo desa rete di spaccio. In sos attos si va vedda de minetas, pisichisiones, attos intimidatorios e chi ha paddau indittor finza per organizzare un irrobatori in domo desa vemina. Piano firmao des intervento desi squadra mobile. In prur di apparrere chi ex assessore ha pachircau de condizionare decisione de privaus e attos amministrativos, contestau sul reator de corruzione e concussione, imprusat impreau homines e mezzos publicos pro quistiones personales. In su comune de Ceragius un impidino a pustir de 20 battororas est intervenius su sindico Concu chi defini sa revoca desar delegas una decisione difficile ma necessaria. Su ta linea puru chi s'affidano a sa magistratura e a sa forza dell'ordine che si spera chi va a cancraresa cantu prima e che Gessa può mostrare chi è innocente. Sosa certamente novos in su yacht virmu in sa marina de Portisco in Terra Nova in s'intrada desa Costa Smeralda cominciao soier forzisana isorbere sardudar desa morte de Giovanni Marchionni su marineri de 21 anni de Bacoli accattau mortu su Manzano de 8 de agosto de su 2025 in sa barco poi vi traballande su peritu desa procura de Tempiu chi est indagande e sto rintrau a su motoscafu de lusso de 7 metri orgalo sutta sequestru pro approfondimento a sar batteria s'impiante elettrico e sul sistema de carriga desa barca. Costu Manzano bevi finza su procuratore capo Gregorio Capasso. Sa procura de Tempio di fatti è aperto un vascicolo pro omicidio colposo a garrigu de disconnottoso. Desa anatomia e desos esames tossicologicos e istologicos fattos a Marchionni depositaus in sa schida scoladas in sa procura de Tempio estessiu a campo chi s'uzova nel morto proneche desacidu solfidricu unu gas tossico chi forzis a respirau. Custa satera verifica di ampodere e isorbere su chi da uno scanto ormese sparet un misteru. Sa morte de su marineri a Taturdius a comunidade de Bacoliu Bernaschiu in Iannarius Usindicu Iosi Gerardo della Ragione a Daua e Schiri in so social chi sa città esatta a costituire parte civile in su processo pro Schiri te ba capitau cu sa notte di agosto in Sardegna. Su passaggio di su ciclone Harry torna a ponere in primo piano sos temas che pertoccan su manizzu des emergenza in Sardegna sono usichi da contare sordannos e a gestire sos azudos e sa protezione civile che su 3 de marzo a tattancare sa prima fase de sos azudos a sos comunes pro sos interventos pros urgentes. Via libera vinza sa richiesta de indennizos a sos privados e a sas attividades produttivas corfiar de su tempur malu e sa regione sta maniande a tornare a organizzare sa macchina de sa protezione civile che ha a fondamento una normativa del 1989. Sa giunta ha presentato un disegno di legge in 39 articoli che come scolau a su Consiglio regionale che ha avviato l'esame del su testo in sas commissioni autonomia e governo del su territorio. Pros assessora s'ambiente Rosanna Laconi è un passo importante pro su potenziamento e s'ammodernamento del su sistema che già e oggi rappresenta una desarmenzu realtà in Italia. L'obiettivo è di allineare sa disciplina regionale a sa normativa nazionale e europea prurrechente. In sa proposta desa giunta vinza sa naschida de unu vundu pro sas emergenzias e desi scola regionale desa protezione civile. Iobia sarduas commissiones an audire sos associos de sos entes locales.
Un atteru corfu a supra de sos servizios essenziales in sas areas internas de sa Sardigna. Sa riforma nazionale de sa geografia de sa giustizia tributaria prevede de tancare 22 sedes de 103 in tutta Italia e inciso la nostra a pacare custa muzzadura na esse sa scorter de giustizia tributaria de primo grado de Nugori Aristanisi, una decisione che di allassare 2 sedes e via Casteddu e Tattari. Di attesse scusto un atteru passo a coa de sas istituziones a danno de territorio orzai debiles e in pelea. Si diano a confermare su piano lassando pezzi dos uffizios, uni su capo Esusi, uni su capo Iosso de sa Sardigna, pro professionistas e contribuenter di attessere un atteru problema, vinza Scanugore s'unico capoluogo in Italia che manca di una ferrovia e scartamento ordinario, che in totus as conseguenzias pro sos trasportos che sa popolazione de questo territorio prova cada die. E di attessere un passo a coa gallo pro grave in un momento che Nugore spompiande a grande prospettiva de sviluppo che a su progetto des Einstein Telescope. A sos parlamentare sardo si pedi de intervenere che in su governo procurrezzero una riforma che arrisca a decrescere sas differenzias intre sos cittadinos e de chi strediare gallo de prussi stadu dai sos territorio de sa Sardigna de Mesu. Che sun colostres annor dai subator de brevario de su 2023, ma pro Barbara su tempo si è firmau, essa die che è morto su vizu Gabriele pro neche de sa droga, pro issu, cussu chi de piattessero un usero che a totus os atteros ser mudau in tragedia. Gabriele vittu unu vizu, un amico, un pizzinu che in debilesas e speras, che ammedasa. Barbara est una mamma che ha mudau su dolore in impinnu. In custos annos at addobiau i studentes e famiglia scontando sos periculos de droga e alcol e sos effettos de su divertimenti in linea. Proprio in sadie che Gabriele ha fatto sos annos e naschiu su sozio il Camaleonte APS, un progetto dedicato a sa prevenzione e a sa informazione, pensau pro evitare che atteros seros accabbino in tragedia.